Bentrovati in questo speciale Sardinia Tourist Call to Action. Oggi parleremo di come innovare. Ne abbiamo parlato in una conferenza realizzata a fine novembre dall'aeroporto Olbia Costa Smeralda, dalla GEASER, che ha ideato il progetto, insieme all'assessorato regionale del turismo, con i partner scientifici di Enit e Tourist Plus. Abbiamo parlato con tanti ospiti della possibilità di innovare all'interno dell'azienda, ma anche creare una startup, una nuova startup che consegna la nostra azienda al futuro, attraverso la tecnologia, attraverso l'innovazione, e quindi portare un'azienda a fare in modo che risponda ancora meglio ai bisogni della nuova società. I relatori di questo appuntamento sono entrati nel merito degli incentivi tramite il PNRR o gli sportelli di Artes 4.0 che anche in Sardegna sono presenti nel polo universitario di Olbia, così come accompagnare la startup tramite una talent app della ASPAL. Quindi insieme ai nostri ospiti vediamo di capire ancora da vicino quali possono essere le strategie utili per avviare una nuova impresa. Sono qui con Nicola Farronato, imprenditore e ricercatore delle città del futuro. Come innovatore, oggi tu puoi raccontarci come nasce una Smart City. Ma una Smart City è l'evoluzione diretta del passaggio che le città fanno rispetto ai cambiamenti tecnologici che continuamente avvengono nelle nostre società. Quindi la parola smart significa intelligente, parliamo di città intelligenti, città che si trasformano, città che diventano più veloci ad adottare tecnologie esponenziali, quelle tecnologie che cambiano il modo di vivere della società e anche di fare impresa. Quanto tempo occorre, Nicola, perché una città possa stare al passo con l'idea del cittadino? Non è una domanda facile, vi porto un esempio. Nel secolo scorso i cittadini ci hanno messo 30 anni per adottare per il 40% il telefono, una grande innovazione tecnologica. Dopo qualche anno ci hanno messo 3 anni, quindi il 10%, per adottare l'80% dei social media, questi social network e strumenti che internet ci ha portato. Per cui le città che sono più lente dei loro cittadini ad adottare tecnologie esponenziali che arrivano ci mettono di solito qualche anno, possiamo dire, e proprio da questa differenza di velocità si creano anche delle nuove opportunità, cioè come facciamo a rendere le città più veloci ad adottare tecnologie e a rispondere meglio alle esigenze dei propri cittadini. Ti faccio un'ultima domanda che riguarda la nostra Sardegna. Tu hai idea del fatto che comunque la Sardegna sia un contesto adeguato per diventare una Silicon Valley? Più che diventare una Silicon Valley, snaturando quelle che sono le caratteristiche di questo magnifico territorio, io credo che la Sardegna potrebbe avviare un ragionamento sul creare una città unicorno. Cos'è una città unicorno? È una città che riesce a creare o attrarre una di queste società con una valutazione molto alta, addirittura si parla di oltre $1 miliardo. E questo che impatto ha? Ha un impatto importante perché sia a livello di occupazione, sia a livello di valore prodotto, che a livello di adozione di tecnologia rafforzerebbe molto il territorio. E la Sardegna ha le caratteristiche in termini di storia, di percorso industriale, di formazione e di stile di vita per attrarre qualcuna di queste aziende. E se non è l'azienda intera, basterebbe anche un piccolo gruppo di lavoro, perché oggi queste aziende sono sempre più distribuite, cioè si lavora da casa, da dove ci si trova, e centinaia o in alcuni casi migliaia di persone lavorano senza mai stare sotto lo stesso tetto. Quindi parliamo di un piccolo gruppo anche di un'azienda del genere capace di contaminare e di accelerare la capacità del territorio di diventare smart, intelligente. Perfetto, grazie Nicola, passiamo al prossimo ospite. Paolo Dario, professore emerito dell'Università di Sant'Anna e direttore scientifico di Artes 4.0. Le start-up sono aziende che quindi hanno un inizio e un momento nel quale questo accompagnamento è importante, no? Affinché l'azienda riesca a compiere il suo processo di produzione e quindi di vita. Il progetto Artes 4.0 è collocato in 7 regioni italiane, tra cui anche la Sardegna. Ci vuole spiegare come si può accedere a questo sportello e quindi qual è la funzione di questo progetto?
Sì, Artes 4.0 è uno degli 8 centri di competenza che sono stati promossi dal MISE proprio con l'obiettivo di aiutare le imprese, in realtà tutte, dalle grandi alle medie, alle piccole, alle micro, quindi in genere spin-off all'inizio della loro attività, si può dire in un modo, come dire, metaforico, a superare quello che è il ponte tibetano che c'è fra la ricerca e il mercato. Quindi il ruolo di Artes è di fornire strumenti per ottenere questo. Come? Prima di tutto informando le imprese su una serie di diciamo, disponibilità che ci sono in termini di conoscenza, in termini di formazione, in termini di risorse finanziarie, per sviluppare prototipi e farli diventare prodotti. Si dice con un livello di maturità tecnologica, si chiama TRL, che va fra il 5 e il 7, il mercato è il 9 di fatto, quindi vicino a quello lì. E nel fare questa attività Artes svolge questa operazione di, diciamo, a volte maieutica, cioè di estrazione, diciamo, di idee, di intenzioni a parte l'impresa, ma poi molto più spesso supporto tecnologico, supporto alla formazione, supporto finanziario e supporto organizzativo, perché quello è proprio, diciamo, in realtà la maggior parte delle imprese piccole o piccolissime falliscono, cioè non crescono molto per la mancanza di due cose, in realtà né la conoscenza tecnica, né l'entusiasmo e neppure la finanza quasi sempre, ma mancano di conoscenze organizzative, come si gestisce un'impresa, e anche conoscenza del mercato. Molto spesso i neoimprenditori pensano che ci sia un certo mercato per i propri prodotti che poi magari non c'è. A volte si adattano, capiscono che il mercato è da un'altra parte, quando hanno la conoscenza la utilizzano per altre cose, però quella è una fase molto delicata nella crescita di un'impresa, come peraltro sanno bene anche gli imprenditori, diciamo, che hanno un'attività consolidata. Certo, grazie al professor Dario e ricordiamo che Artes 4.0 è presso l'Università di Sassari, a Sassari. Sì. Ha un macronodo fra i 13 presso l'Università di Sassari. Siamo con Stefano Sedda, coach e formatore, coach perché accompagni, no? Le persone e i soggetti che vogliono intraprendere un'attività imprenditoriale, e formatore perché in qualche modo li aiuti a capire, a dare conoscenza, no? dell'asset. Come avviene il processo comportamentale della realizzazione di innovazione? Sì, ti ringrazio, specifico appunto quello che hai appena detto. Il coach trova delle soluzioni che sono già nel coach, il formatore invece racconta delle soluzioni, quindi perfetta la tua definizione. Il processo comportamentale dell'innovazione è focalizzato sulla capacità di reggere l'alti e bassi che si hanno durante il processo dalla formazione dell'idea al successo dell'idea. Si attraversano molti periodi in cui si è soli, in cui tutto il mondo, dopo averti acclamato con entusiasmo perché hai raccontato loro l'idea del secolo, ti abbandona perché non vede niente di concreto. E la differenza, se noi andiamo a vedere la storia dei grandi innovatori, la differenza la fa proprio quel periodo in cui tu sei solo e hai bisogno di sostenere le tue emozioni, quindi hai bisogno di comprendere quali sono le tue emozioni e trasformare queste emozioni sempre in un sentimento positivo. Faccio un breve inciso, c'è una grande differenza tra sentimento ed emozione. Le emozioni sono quelle che nascono spontaneamente nel nostro cervello, il sentimento invece è quello che rimane, è come noi percepiamo le emozioni. Ed è proprio lì che interveniamo. Arrivano le emozioni che possono essere di rabbia, di tristezza, anche di gioia, di estrema euforia. La capacità di sostenersi nel tempo è quella di trovare una propria stabilità, un proprio equilibrio. Ciascuno di noi viene motivato al momento in cui nasce l'idea. Nel momento in cui questa idea viene sedimentata c'è un processo interiore che ti porta ad avere una forza e anche un momento di instabilità, perché non sai bene se la tua idea ha funzionato, se funzionerà in futuro.
Tu cosa fai esattamente? Beh, io porto le persone, in primo luogo tu non puoi gestire ciò che non conosci. Quindi io ho dedotto un sistema che ho chiamato quello delle 3A, lo dico in inglese perché iniziano 3A, Awareness, Accountability, Action. Vuol dire che la prima cosa è la consapevolezza, conoscere quali sono le emozioni che stanno nascendo e stanno sviluppandosi dentro di te e attraverso questa conoscenza anche la capacità di gestirlo. Se tu ti chiudi e non ti chiedi che emozioni stai provando, ma soprattutto che conseguenze hanno in quel momento le emozioni, non sarai capace di passare né all'accountability, mi assumo la responsabilità delle mie emozioni, né tantomeno all'action, che cosa faccio per gestire queste emozioni. Quindi quello che faccio io più come coach che come formatore è portare le persone a stare in contatto con le proprie emozioni, conoscerle e a quel punto diventa non semplice, ma molto più semplice gestirle. Ti sei sempre occupato di formazione. Quanto conta non soltanto nell'azienda ma nella società la formazione? La formazione conta davvero tanto perché mi verrebbe da dire un qualcosa in un italiano sgrammaticato ma molto efficace: nessuno nasce imparato. Ma nessuno nasce imparato neanche verso se stessi. Noi siamo sempre a nostra disposizione, ma non ci conosciamo. E quindi un po' deve esserci una persona che ti aiuta a entrare in contatto con te, però ci sono anche dei concetti, delle filosofie, delle idee di chi ha studiato molto prima di noi che vanno conosciute, quindi la formazione è molto spesso una scorciatoia che ti porta a trarre il massimo del valore dall'esperienza degli altri. Grazie a Stefano Sedda e arrivederci al prossimo speciale.